Bentrovati a tutti, il più cordiale dei saluti agli amici in visione e in ascolto, amanti della buona cultura e della nostra e vostra terza pagina. In questo momento così difficile è bene portare alla conoscenza di tutti che anche le televisioni che informano il territorio svolgono attività di informazione di interesse generale. Permettetemi di precisare che l'interesse generale è stato dato all'informazione da 3 sentenze della Corte Costituzionale e l'informazione alla cultura per importanza da sempre dedica la terza pagina. La cultura è la terza pagina più importante dell'informazione. La televisione che state guardando in questo momento vi sta proponendo la vostra terza pagina, autentica promozione alla cultura e autentico ineccepibile servizio di informazione di interesse generale reso alla comunità. Qualcuno si è dimenticato che le nostre realtà, proprio per questo, hanno il diritto di avere riconosciuto il diritto soggettivo maturato al diritto acquisito inviolabile in uno Stato di diritto, ovvero il diritto di legge al sostegno, svolgendo un servizio di informazione alla comunità. Qualcuno si è invece arrogato il diritto di toglierci quello che ci spetta per legge, solo perché siamo piccoli e secondo loro ininfluenti, ma lavoriamo e sodo per informare il territorio, quindi la restituzione del minimo sostegno negato con metodi di per sé eloquenti, sostegno di legge abrogato che era erogato per le spese elettriche e le spese di trasmissibilità, che nella sostanza utilizza le connessioni telefoniche. Sostegno ad un servizio pubblico che comunque abbiamo continuato a dare. L'informazione è presidio di democrazia, è un bene di tutti e tutti dovrebbero contribuire. In questo senso permetteteci, prima di partire con la nostra e vostra terza pagina, un saluto e l'augurio di buon lavoro al nuovo Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, parlamentare di lungo corso alla 7ª legislatura, in grado di recepire il nostro saluto, ma anche al senatore Alberto Baracchini, nuova autorità politica con la delega all'informazione e all'editoria, già presidente della Commissione di Vigilanza RAI e già giornalista Mediaset, se ci permette uno di noi. Anche gli editori che danno il servizio di informazione locale per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione meritano la restituzione di ciò che è stato loro tolto. Non entriamo nel merito sul come e sul perché. Non è questa la sede. Anzi, giusto per dare idea del servizio di interesse generale e dare prova di essere europeisti convinti, abbiamo rispolverato una bella trasferta a Bruxelles, dove i solisti di Radio Veneto 1 sono stati invitati a suonare in occasione di una mostra sulla Grande Guerra. La mostra era organizzata da Inbrera, esatto, in realtà nell'orbita dell'Accademia di Brera di Milano, come detto per il centenario della Grande Guerra. E anche a dimostrazione del nostro operato trasversale, in questa occasione siamo stati invitati dall'onorevole David Borrelli, ex europarlamentare del Movimento 5 Stelle. I solisti di Radio Veneto 1 erano diretti dal maestro Giorgio Sini. Hanno suonato all'interno del Parlamento europeo, nella sala dedicata a quello che è stato forse il più grande violinista del secolo scorso, e non a caso il Parlamento europeo gli ha dedicato una prestigiosa hall. Sto parlando del grande violinista Hugh de Menuhin.
e il giorno dopo ospiti in Ambasciata d'Italia presso il Regno del Belgio. Il programma è di Antonio Vivaldi, concerto per violoncello e archi in do minore, solista Luca Fiorentini, già primo violoncello della Scala di Milano e primo italiano chiamato a suonare con i Wiener, la prestigiosa orchestra, quella per intenderci del concerto di Capodanno in Eurovisione. Ancora di Antonio Vivaldi, le immancabili 4 stagioni. Perché? Perché lo spartito originale è conservato nella biblioteca della Casa Reale del Belgio. Solista Paolo Tagliamento, protagonista anche del bis di Niccolò Paganini, tratto dai Capricci, quello contrassegnato dal numero 13, La risata. Il secondo bis è tratto invece dalle 4 stagioni di Vivaldi, il classico temporale dall'estate. Direttore è il maestro Giorgio Sini. Godetevi prima il bel servizio che abbiamo realizzato, una bella pagina di informazione, dopodiché il concerto. Grazie a tutti e buon ascolto. Quale direttore della Pinacoteca di Brera ho fatto il possibile perché un fondo d'archivio molto importante venisse reso noto, cioè la documentazione fotografica delle azioni per la messa in salvo delle opere d'arte delle valli, dei paesi, sulle Alpi e dei musei nelle città che si trovavano in zone a rischio nel primo conflitto bellico. Si tratta di una documentazione molto ricca, voluta dall'allora direttore generale Corrado Ricci, e racconta la storia di queste azioni eroiche per il salvataggio delle opere d'arte. Azioni eroiche perché erano ai limiti del conflitto e perché hanno permesso di mettere in salvo migliaia di opere d'arte, quadri dei musei, oggetti, ancone, oggetti di oreficerie, tessuti sacri e via dicendo. Nulla è andata perduto, si è trattato di una vera e propria strategia, cioè un'azione militare all'opposto, non per combattere ma per salvare. Salvare il patrimonio culturale di un paese è salvare la sua anima, salvare la sua essenza, e di conseguenza questi soldati che si vedono nelle varie fotografie che sono conservate a Brera, questi militari hanno svolto un compito altrettanto fondamentale come quelli che sul Piave hanno saputo resistere al nemico che stava piombando sui nostri territori. Una ricorrenza per i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, ma non visti con i soliti occhi dei soldati in trincea, ma di soldati impegnati a salvare la nostra cultura, quindi anche un forte segno di identità del nostro paese. E qui che siamo nell'Unione Europea, quindi 28 paesi con 28 identità diverse che riescono oggi a dialogare, è un segnale importante. Così come è importante secondo me fare questo evento qui, cioè ricordare il primo conflitto mondiale e anche i 70 anni dal secondo di conflitto mondiale, proprio perché sono 70 anni che esiste questa istituzione, l'Unione Europea, che se non altro ha garantito proprio un periodo di pace così lungo per tutti i Paesi membri. Quindi diciamo un risultato che oggi va riconosciuto, e per riconoscerlo bisogna ricordare il passato, ricordare i conflitti mondiali. Questo ha un senso doppio.
È un progetto che parte da qui, ma che poi vedrà esporre queste fotografie in Italia, ma anche negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi una mostra itinerante che durerà 3 anni e che porterà questa testimonianza in gran parte dei 28 Paesi membri. Abbiamo scelto fra le fotografie conservate un piccolo gruppo significativo della strategia attuata in quegli anni in 2 momenti diversi. Da una parte le valli alpine e quindi abbiamo scelto la Valtellina perché era la più documentata, e dall'altra le opere auliche, le opere molto importanti come l'Assunta di Tiziano, che benché fosse conservata a Venezia alle Gallerie dell'Accademia, arriva poi in Lombardia e viene ospitata dapprima al Museo alla Ponzone di Cremona per arrivare poi a Pisa, e quindi la soprintendenza lombarda è stata coinvolta in prima persona. È molto interessante questo viaggio dell'Assunta perché vengono coinvolte la Marina, il 4° Battaglione Lagunari, che si prendono la responsabilità di organizzare il viaggio, di decidere in quali canali passare, partendo appunto dall'Accademia di Venezia, trainata su una specie di carretto, montata entro una grande cassa lignea su un burchio, che attraverso i canali arriva sull'Adige, poi arriva sul Po e risale il Po fino a Cremona. Viene trasportata via d'acqua perché in questo modo si evitavano i sobbalzi quasi inevitabili in un trasporto su terra. Quando finalmente arriva a Cremona devono aprire una finestra fino a terra per far entrare questa enorme struttura che rimane nella città per alcuni mesi, per essere poi ritrasferita a Pisa, dove rimarrà fino alla fine della prima guerra mondiale. Proprio queste immagini raccontano come si spostavano le opere. Per esempio abbiamo la movimentazione di un grande crocifisso ligneo scomposto, smontato per essere messo in cassa, e vediamo che tutti partecipano, gli alpini e i sacrestani, la gente del posto, e tutti si sentono invitati a dare il meglio di se stessi. Per convincere le popolazioni, i sovrintendenti erano andati dai parroci per pregarli di aiutare il popolo a entrare in questa logica che per loro era contraria, perché voleva dire allontanare le loro opere dai loro paesi, e di farlo dal pulpito, dalle chiese. Quindi qui noi vediamo veramente il ruolo che hanno avuto tutti per la messa in salvo di questo patrimonio. È una mostra che vuole essere completa, è una mostra che mostra cosa è stato fatto, ma è anche una occasione per ricordare nel Tempio della Parola, nel Parlamento europeo in questo caso, della parola, tra l'altro in decine di lingue dei vari paesi europei, anche qualche cosa che invece è universale come linguaggio, la musica. Radio Veneto 1 ha portato la sua orchestra, un'orchestra eccellente, un'orchestra che ha permesso di far ascoltare a tutti noi delle pagine gloriose della nostra migliore musica, e di una musica che immediatamente ci porta alla bellezza della Serenissima. Musica di grande valore, interpreti di grande valore, e tra essi non si può non citare un ragazzo di 18 anni che al violino ha fatto dei miracoli. Insomma, nell'esaltazione della cultura italiana più evidente, il modo migliore per ricordare, per commemorare quanti durante la prima guerra mondiale hanno sofferto e in alcuni casi, in troppi casi, sono morti.
abbiamo voluto accompagnare l'evento della mostra fotografica con un segnale forte anche di cultura del nostro territorio, perché comunque la Prima Guerra Mondiale ha visto le battaglie proprio nel Trevigiano, e con importanti scontri che hanno purtroppo anche visto parecchi morti e hanno coinvolto le nostre cittadinanze. Quindi mi sembrava importante abbinare quello che era appunto una mostra fotografica che parla in generale del salvataggio delle opere con una forte connotazione veneto, e quindi abbiamo voluto ospitare l'orchestra per la vernice di questa mostra.
bravissimo solista. Paolo Tagliamento, ti farai un bis, perché no? Cosa eseguirai? Capriccio numero 13 di Niccolò Paganini. La risata. Un piccolo bis, allora facciamo qualche cosa. Devo vedere che facciamo il temporale, dall'estate, visto che siamo in estate, mi immagino. No, però travolgiamo con le note e immaginiamo allora una bella aria fresca di montagna, va bene con qualche fulmine.
Una bella puntata di informazione di interesse generale. Abbiamo registrato il concerto che avete ascoltato a Bruxelles. Siamo stati ospitati all'interno del Parlamento europeo e il giorno dopo siamo stati ospitati in ambasciata per un concerto per gli amici dell'ambasciatore d'Italia presso il Regno del Belgio. Grazie e alla prossima.